immissione in un fiume di reflui industriali, molto molto complicato da individuare le vittime e le responsabilità. Chi dovrebbe farlo chi potrebbe farlo spesso sono gli scienziati, la scienza che supporta tutto questo, ma ciò che accade è in realtà che vengono, diciamo, finanziati, commissionati studi su altri tipi di impatti, sicuramente sull'impatto che le discariche illegali hanno sui cittadini, non l'impatto che le discariche illegali hanno sui cittadini, con anche qua una questione che dovremmo aprirla e non chiuderla quasi mai, anche sul ruolo della scienza che ha in questo tipo di accertamento della verità, posto che ad esempio nelle aree più devastate dal punto di vista ambientale, Napoli per esempio, mancano registri tumorali, quindi si continuano a fare studi per esempio dove sono molto precisi su realtà che magari dal punto di vista ambientale non hanno particolare pubblicità, oppure sull'impatto delle discariche che hanno la discarica a norma di legge, mentre su tutto ciò che riguarda il fenomeno criminale lì è assolutamente complicato, complesso, oltre a quantificare, diciamo, i volumi d'affari, le quantità trafficate o i danni ambientali causati, è anche complicato da stabilire che tipo di danni sanitari sono stati fatti. Peraltro ovviamente la scienza da questo punto di vista non è mai unanime, ancora oggi stiamo qui a ragionare se spandere sui pietrine agricoli arsenico, cromo o mercurio crei veramente dei danni alla salute, non stiamo parlando di questo. Per esempio una delle ultime querelle è quello che riguarda il cancro alla tiroide, per esempio, dove una rivista internazionale tiroide parlava di aumento esponenziale di cancro alla tiroide nell'area Napoli e Caserta, ma prontamente i medici del territorio sostenevano che questo derivava dall'aumentate capacità diagnostiche. Quindi ancora siamo, diciamo, in una fase ancora oggi in cui la scienza, la medicina, insomma, ufficiale tende in qualche modo a sminuire i termini del problema. Accade di fatto questo. Ed è sicuramente invece un tema che a me appassiona tantissimo, perché riuscire proprio a misurare i danni che l'aggressione ambientale ha sui cittadini potrebbe sicuramente spingere a una presa di coscienza più forte, sicuramente a iniziative legislative più serie che facciano sicuramente quel passo in avanti che noi, diciamo, con il nostro lavoro cerchiamo di fare, che è assolutamente insostenibile che ancora oggi ci troviamo di fronte a una legislazione ambientale di questo tipo, che lascia di fatto i magistrati e i osservatori con armi spuntate, un po' come ricorrere dei pericolosi criminali con delle fiole. Questo è diciamo, una cosa che va sempre ricordata. Un altro, poi mi taccio, quanto tempo? No, ma adesso è meno di noi. No, l'ultima, diciamo, un altro dei pilastri, insomma, del nostro lavoro è sicuramente quello del cemento, il ciclo dell'aereo cemento. Per il ciclo dell'aereo cemento non intendiamo soltanto l'abusivismo edilizio, ovviamente, ma intendiamo un'intera filiera criminale che parte dall'utilizzo delle cave, qui in Veneto, insomma, un tema conoscente, dall'utilizzo delle cave fino alle costruzioni, alla produzione proprio del calcestruzzo, passando per gli appalti, subappalti, lottizzazione e via discorrendo. Quindi l'idea è quella di monitorare sicuramente l'illegalità che avviene in questo tipo di settore. Uno degli elementi, uno dei nemici fondamentali di questo ciclo che abbiamo sicuramente visto crescere con gli anni è sicuramente la corruzione. No? La corruzione non soltanto, diciamo, delle stime fatte dalla Corte dei Conti, ma insomma sono anni che i nostri
Questo non riguarda soltanto il sud Italia, ma riguarda ormai tutto il paese, con un'aggressione anche da parte delle mafie che è sempre più evidente, sempre più lampante, non soltanto in Lombardia, ma anche in Veneto, ma anche in Liguria, eccetera, eccetera. Detto questo, facendo attenzione a distinguere, insomma, a non generalizzare mai, una delle cose che ci tocca di dover sempre sottolineare è che a fronte, diciamo, delle aggressioni fatte violando la legge, uno dei principali, diciamo, nemici del territorio è il cemento legale, cioè il cemento fatto con tutti i timbri apposta. Quello è un altro, diciamo, degli aspetti che cerchiamo di raccontare, cerchiamo di delineare, perché si muove al confine tra legale e illegale. Tutto ciò che riguarda, ad esempio, i tentativi di utilizzare le insegne del turismo, il rilancio del turismo per la costruzione di vere lottizzazioni, parliamo di resort a 4, 5, 10 stelle al sud Italia, ma non solo al sud Italia, ed è una chiara espressione di questo sistema di potere. Anche la cementificazione dei porti, cioè molto spesso i porti, che ho visto, cioè al di là poi dell'inchiesta che va a colpire chi viola la legge, poi in realtà vai a capire chi è che fa più danno al territorio e chi lo fa con i libri al posto. E quindi i progetti che riguardano molti giorni turistici non sono nient'altro che un modo per aggirare la normativa a tutela della costa e per costruire anche dove non ci sarebbe mai immaginati e dove illegalmente non si sarebbe potuto costruire. Cioè a Siracusa hanno pensato di costruire anche sul mare, cioè, quindi il sogno dell'ultima nazionale costruttore è quello di riuscire a costruire anche sul mare, quindi i porticcioli con queste dighe foranee servono a costruire, perché una volta fatto il porticciolo ci sono i negozi da fare, ci sono i centri commerciali, ci sono le stanze, ci sono gli alberghi, ci sono le locande e quant'altro. Quindi il ciclo legale del cemento è uno di quei temi che cerchiamo sempre di raccontare, cercando di non cadere nello stereotipo, cioè per cui ciò che è il nemico è ciò che viola le leggi. Spesso il nemico si nasconde dentro la legge, dentro anche i buoni principi, che sicuramente la legge 488 del 92, quella che prevede la possibilità di finanziare, no, nelle aree obiettivo 1, finanziare interventi con prestiti a fondo perduto, anche con soldi europei, si è rivelato uno dei principali nemici dell'ambiente, perché è finito per finanziare interventi edilizi che hanno snaturato quei stessi luoghi che avrebbero dovuto essere tutelati e valorizzati da quegli stessi interventi. Insomma, spero di non avervi annoiato, insomma, nel delineare più o meno queste due grosse branche. Ci sarebbe anche l'aspetto internazionale. Una cosa al volo mi preme sottolineare. Quando parliamo diciamo, soprattutto per quanto riguarda i rifiuti, ovviamente il ciclo del cemento non ha a meno che non si parla di investimenti di riciclo di denaro all'estero, soprattutto parliamo di animali, di traffico di animali, specie protette, ma anche di cuccioli, che è diventata una vera e propria emergenza, importati dall'est e venduti al mercato nero, con una serie di problemi. Ciò che caratterizza soprattutto il mercato internazionale è quello dei rifiuti. Per cui noi ci troviamo in questo momento dinanzi alla situazione che l'industria del riciclo è minacciata seriamente da traffici illegali di rifiuti, per cui anche le raccolte dei rifiuti fatte dai comuni cosiddetti dei riciclori, comunque dalle buone amministrazioni virtuose, rischiano di finire fagocitati da enormi piattaforme logistiche
logistiche che rastrellano materiali sotto forma di rifiuti per incanalare nel mercato internazionale illegale. Se una volta, è molto semplice insomma anche spiegarlo, abbastanza banale, se una volta sostanzialmente si caricavano le navi per scaricare rifiuti lungo le spiagge, lungo la costa dei paesi del sud del mondo, no? Mozambico, Sierra Leone, eccetera, eccetera, no? L'Italia ha fatto il dumping ambientale come una vera e propria vocazione. Come ricorda la Cesarina Ferruzzi, addirittura l'Italia era un paese che aveva una nave, si chiamava la nave Vulcano, che faceva il giro del mondo per bruciare i rifiuti dei petrolchimici, venivano caricati, c'era questa nave, la Vulcano, che aveva questo pennacchio sempre acceso, che girava, pagava per bruciare i rifiuti. Comunque, se prima insomma i rifiuti erano soprattutto considerati materiali di cui sfarsa, allontanarsene, no? Quindi venivano scaricati, adesso parliamo di materie prime sotto forma di rifiuti, quindi nella lotta all'accaparramento di materie prime si gioca proprio nella questione dei rifiuti. Sia il prezzo dei combustibili delle materie prime, che stanno dando solamente una scossa alla questione dei rifiuti, si stanno rivelando una preziosa materia prima di cui sicuramente vogliono fare incetta i paesi emergenti. E quindi vediamo che la nostra plastica, che la nostra carta, i rottami metallici e anche i nostri LAE, cioè i rifiuti elettrici e elettronici, prendono le vie dell'estero, quindi bypassando diciamo, i mercati ufficiali e finiscono per essere smaltiti e riciclati nei paesi, per esempio in Cina, in India, nei paesi africani. Quando si parla di plastica possono diventare combustibile per alimentare le centrali termoelettriche,